régisseur. Régisseur, c'est une société qui gère des immeubles pour allora, le compte è des clients. regisseur, che tradotto significa che ha un'agenzia Agenzia immobiliare. immobiliare, Et donc, nous gérons les immeubles qui appartiennent à d'autres personnes. e gestiscono gli immobili che appartengono ad altre persone Et à moi aussi. e anche a lui stesso. Dove svolge la sua attività professionale? Où est-ce que vous travaillez? La Suisse romande, les 5 cantons. Quindi in Svizzera ci sono 5 cantoni 5 cantoni qui parlent français, di qui parlent lingua français. francese, Donc c'est Genève, quindi Ginevra, Vaud, Vaud, Sion, c'est le Valais, Sion, Fribourg, Fribourg, et un peu Genève. Et Un un peu Neuchâtel. Neuchâtel. Quindi non si è capito dove la svolge, però. E In tutti e 5 cantoni la svolge? Et moi, Eh? ma base c'est Genève. La A sua Gene- a base è Ginevra. a Et Ginevra. Lui è a le Ginevra. siège de la société et le plus grand nombre d'employés, c'est Genève. E la sede della società e la maggior parte degli impiegati sono a Ginevra. Senta, lei conosce il signor Tonino Leone? Vous connaissez Tonino Leone? Oui, depuis presque 20 ans. Sì, da circa 20 anni. Conosce qual è l'attività lavorativa del signor Leone? Connaissez ce qu'il fait comme travail? Oui, il a une fiduciaire Possiede una fiduciaria qui fait la révision de société che fa la revisione delle società et aussi qui faisait la révision, enfin qui fait toujours la révision de la société Zimmermann Immobiliare. e che fa tuttora la revisione della società Zimmermann Immobiliare. Senta, io oggi le devo sottoporre Maintenant, 2 contratti il vous montre che deux contrats mostrerei al pubblico ministero, sono dei contratti avant au ministère public pour son accord. di cui vorrei che lei mi spiegasse Vous il devez contenuto. expliquer ce qu'il contient, ce contrat. Queste sedie sono scomodissime. Sono basse. Sì. E state cercando i contratti? No, li ho mostrati. Ah, li ha mostrati al pubblico ministero, mi era sfuggito. Comincerei con questo. On commence par celui-ci. Sì, poi dopo li produce, ora vediamo che cosa dice. Sì. J'ai signé. Ho firmato personalmente. Se può spiegarci l'oggetto di questo contratto, che operazione economica è stata e con chi l'ha Sì, fatta? allora per distinguerli, avente quale data? Sono della stessa data o diversa? Questo è un contratto di vendita. Distinguiamoli per data, dica la data. Beh, io se me lo consente le dico i pagamenti, perché Ma quello la data non c'è? La data. Allora, CAF è una società immobiliare. Aspetti. Questo è del 30 giugno. No, aspetti. Qual è la data di quel Qual è la contratto? data di questo contratto? Il pagamento è 28 ottobre 2015. 2015. 28 ottobre 2015? Sì. E di che cosa si tratta? E 4 E 5 août 2015, cioè sono pagamenti 2 volte. Quindi il primo pagamento è del 28 ottobre 2015, il secondo? No, primo is 5 août Primo 5 agosto et le deuxième versement e il 28 secondo octobre 28 ottobre et
Voilà. Et même un troisième versement, E il terzo pagamento, non, 5 août, c'est le même, n'est-ce pas? 1 150 000. Ok. le troisième paiement, Sono due pagamenti. un peu plus d'un 1 150 000. 1.500.000. Ma più che 1.500.000 di che data è il terzo pagamento per fare un Dunque, criterio? i tre pagamenti. Zimmerman, un attimo. Di che data è il terzo pagamento? 5 août. 5 agosto. Era il primo, il 5 Siete agosto nei primi. 15, il secondo 28 ottobre 15, il terzo Il terzo non c'è. 28 non c'è, octobre. C'est le deuxième. l'ha detto lui. Guardi, Et le troisième, apparemment, est aussi du 5 août, selon les pièces. Sembrerebbe che sia del 5 agosto anche il terzo. Quindi ci sono tre pagamenti, due il 5 agosto e uno il 28 ottobre 15. Non Detto ti questo, no, Scusi. prego, Deux paiements. due pagamenti. Mais les deux pièces, c'est le même paiement. Le due pièces, lesquelles? La pièce qui est là, c'est la même que celle qui est Allora, per due documenti lo stesso pagamento. Lo stesso pagamento. Due il 5 agosto 15, uno il 28 ottobre 15. Esatto. Detto questo, la difesa domandava di che cosa si tratta. Vous avez demandé de quoi s'agit-il? est comme l'achat d'une société immobilière. L'acquisto di una società immobiliare. l'acquisto di chi? E la Da so- parte di chi? Et la société immobilière possède 2 immeubles en Suisse. E la società immobiliare possiede due immobili in Svizzera, Un à Genève uno a Ginevra et un à Lausanne. e uno a Losanna. Dottor Zimmerman, la mia domanda è La che chi sì? ha venduto a chi? Chi ha venduto? Tonino Leone Tonino Leone a vendu à moi. ha venduto a me stesso. E lei 50%. La 50%. a parte. e quindi i due pagamenti no, sono, le c'è un due- pagamento il del 28 ottobre del 2015 di 1 milione di franchi svizzeri 1 milione di franchi svizzeri. Oui. Sì. e un pagamento del 5 agosto 2015 di 1 milione 150.000 franchi svizzeri. Oui, absolument. Sì, esatto. On la page 4. A pagina 4, E il prezzo totale 2 milioni parliamo francese, 150. inglese. Pardon, en français. Payé à la signature du contrat. Quindi alla firma del contratto è stato pagato Le premier paiement, il primo 1 pagamento di 150 000, 1.500.000 et le deuxième e il secondo de 1 million. di 1 milione. Il primo 1.500.000 o 150.000 come avevo capito prima? 1 million 150. 1.150.000. Perfetto. E il secondo 1 milione di franchi 1 svizzeri. million. Vabbè, Le prix total 2 millions 150 000. certo, Il prezzo totale 2 Ma mi- milioni 150.000. mi sembra Perfetto. insomma ovvio. Va bene, andiamo Chiedo avanti. l'acquisizione di questo contratto. Sì. Il tribunale acquisisce. L'avvocato ottenir. No, c'est pas vous. Il tribunale E acquisisce. sottopongo un secondo accordo E maintenant, al le signor deuxième Zimmerman. contrat. Il vous le montre. Grazie. Elena, guarda lui. Infatti, prima aspetta un paio di- tu intanto controlli. Sono abbastanza, Si ricorda di questo contratto? Vous vous souvenez de ce contrat? Si. Può dire la data di La pagamento? date de La paiement. date du paiement est le 3 octobre 2016. 3 ottobre 2016. Può dire anche l'importo? Et le montant aussi? 2 millions 2 millions 550 000 francs. 2 millions 550. 2.550.000.
Qual è l'oggetto del contratto? Quel est l'objet du contrat? La vente d'actions d'une autre société immobilière, La vendita di azioni di un'altra società immobiliare, mais aussi seulement 50%. ma anche in questo caso solamente il 50%, È Comme una- l'autre. come l'altra. Quindi lei ha pagato il signor Leone? Vous avez payé Monsieur Leone? Oui. Sì, Avec banque transfert de Edmond Rothschild. Ma è scritto con in un francese? bonifico di Edmond de Rothschild, Con un bonifico? di questa banca Edmond de Rothschild, indicato nel contratto. Sì, e ce l'abbiamo questo bonifico? Sì, noterà il Tribunale che i due contratti conservano spillata la distinta dei 3 versamenti, no? Ah. 2 per quanto riguarda il primo contratto, 1 per quanto riguarda Vabbè. il secondo. E chiedo anche di questo accordo l'acquisizione, magari mi faccio... Dove? Chiede, mi scusi avvocato, non ho capito. Ah, certo. Sì. Quindi il Tribunale acquisisce anche il secondo contratto depositato dalla difesa. Senta Zimmerman, abbiamo visto adesso le date Nous avons di questi vu pagamenti, les dates de ces paiements. quindi Nous abbiamo devons detto voir les dates. ottobre e agosto del 2015 Octobre 2015 e l'ottobre del 2016. et octobre 2016. Io le chiedo a conclusione pour se conclure. può indicare al Tribunale Pouvez-vous indiquer au tribunal che cosa aveva previsto, che cosa aveva disposto la Banca Nazionale Svizzera in quel periodo. qu'est-ce Faccio que la Banque riferimento nationale avait ordonné dans cette période? Il fait alle- référence au all'introduzione di un tasso negativo sulla giacenza sur, nei conti les correnti montants di franchi svizzeri ed euro. Se ce lo può dire. Oui, depuis 2015 environ, Dal 2015 circa il y a eu deux choses. Premièrement, ci sono state intérêt due cose. négatif Prima di tutto interesse negativo et la deuxième, c'est vraiment beaucoup de compliance. On transfère de l'argent. e la seconda richiedeva molte più compliance, un trasferimento di soldi, Beaucoup de vérifications, quindi molte verifiche, même si c'est de la même personne. anche se si trattava della stessa persona. Si je paye de mon compte de la banque A Se pago dal mio conto dalla banca A à mon compte al mio à la conto banque B, della banca B, je dois produire ça de papier pour devo expliquer produrre pourquoi. tanto così di documenti per spiegare perché. Torniamo al tasso negativo. Maintenant, Tony, Ricorda vous vous souvenez qual era la quel percentuale était le pourcentage del tasso negativo du taux négatif introdotta nel 2015? introduit en 2015? A varié entre 2015 et aujourd'hui È variata tra il 2015 ed entre oggi moins tra 0,7 meno 0,7 à moins 0,9%. a meno 0,9%. E per quanto riguarda E concernant la sua esperienza, Votre quindi experience. il suo investire, Donc, vos questa investissements. introduzione che Cette cosa ha introduction. comportato? Qu'est-ce qu'a entraîné? Elena. Ben, on a pris plus de risques pour Abbiamo traiter. preso più rischi per negoziare. Moi, par exemple, Io, avant 2015, per esempio, j'ai pas prima fait de del prêt avec 2015, avant 2015, Pierre. Avant 2015, personnel, comme mon Lui, argent, io je ne fais pas de personalmente, prêt. Et après, j'ai commencé à partir de 2015 à faire des prêts. prima non facevo dei prestiti e poi nel 2015 ho iniziato a fare dei prestiti Voilà. Parce que je ne peux pas laisser l'argent à la banque perché non potevo lasciare il denaro in banca et parce que je trouve que c'est pas juste de payer un intérêt négatif. e pensavo che non era giusto pagare un interesse negativo. Posso chiederle che percentuale di interessi avevano i suoi prestiti? D'intérêt vos prêts avaient? J'ai des prêts entre 5% et 10%, Ho dei prestiti tra il 5% e il 10%, qui est tout à fait légal en Suisse, che è una cosa legale assolutamente in Svizzera, parce que l'intérêt en Suisse, perché l'interesse in Svizzera, de par la loi,
c'est 1,5% par Secondo la mois. legge è 1,5% al mese Oui. Et que c'est d'ailleurs l'intérêt que facturent les compagnies de crédit card. ed è anche la percentuale che fatturano chi fattura? Les compagnies de carte de crédit. Le compagnie delle carte di credito. E lei lo faceva a livello professionale, questa attività di prestiti? Au niveau professionnel? Moi j'ai fait, oui, parce que je suis un professionnel, tout ce que je Sì, fais perché est sono professionnel, professionista, oui. tutto ciò che faccio E chiedo scusa, quindi in Svizzera è anche legale svolgere questa attività senza essere iscritto in appositi albi, oppure lei era iscritto in qualche vous êtes albo? enregistré dans quelques listes de professionnels? Oui, parce qu'en fait, au niveau des autorités Quindi per quanto riguarda le autorità fiscales, autorités fiscali, fiscales, ils décident, je suis professionnel. Donc, je dois decidono tenir une comptabilité. che chi è professionista e quindi dovevo tenere una contabilità Oui. Et je dis, j'encaisse ces intérêts dove dichiaravo di incassare questi interessi et combien je paye les intérêts. e come pagavo gli interessi. Quindi doveva solo tenere una contabilità. Donc vous devez Donc, oui, tenir on une fait comptabilité, oui. seulement. Va bene, andiamo E avanti. senta, le ultime due domande. Les dernières deux questions. C'è una differenza in Il y a Svizzera une différence en Suisse per quanto riguarda i prestiti? pour ce qui concerne le Se prêts. il soggetto erogante è Si una, le perso- sujet qui paye è una persona fisica, est une ovvero è personne una società? physique ou une société. J'ai prêté aux deux. Ho fatto prestiti a entrambi. No, io dico se colui Il che n'y a eroga, pas de différence fiscale. Non ci sono differenze fiscali. Et non c'è IVA. quindi i suoi prestiti li ha erogati come signor Zimmerman o come società intestata di cui lei è amministratore? La- société ou Il y a les deux, mais la plupart Ci c'est moi. sono entrambi, ma la maggior parte riguarda me. E prima del 2015 Avant 2015 non c'era nessun interesse Il n'y avait negativo? aucun intérêt négatif? No. No. Io non ho altre domande. Va bene. Prego, avvocato Ferrari. Zimmerman, lei ha detto... Il nome dell'avvocato deve dire al microfono. Scusi, avvocato Febraro. Lei ha detto prima che ha fatto dal 2015 in poi dei prestiti Oui. con una presa di rischi superiore. Ah, j'ai pris des risques. Sì, ho preso dei rischi. Da allora Depuis, ha riscontrato delle difficoltà per... delle difficoltà. Par exemple, Sì, per esempio, il y a une semaine, una settimana fa un client à qui j'ai prêté un 5 cliente millions a chi ho prestato 5 milioni, al m'a quale dit, scusi, mais mi ha detto, mi non, scusi, non, je ne peux pas payer le Ma- 30 juin comme sur le contrat. non posso pagare il 30 giugno come da contratto. Donc, j'ai fait extension de prêt. Qu'est-ce que je peux faire Quindi ho d'autre? fatto un'estensione del prestito, Ma ha Parce avuto, que les procédures judiciaires sont longues. perché le procedure giudiziarie richiedono tempo. ha avuto delle perdite in quest'arco di tempo su questi Non, pour mutui? moi, c'est pas une perte. No, per me J'ai reçu non è un, una perdita. média millionnaire d'acompte, Ho ricevuto mezzo milione, E- media 0,5 millions, 0,5 milioni di acconto. plus les intérêts, E oltre gli et tous interessi. les intérêts au 30 juin. E gli interessi al 30 giugno. Et j'espère que je serai payé la personne dit fin septembre. E spero di essere pagato, come ha detto la persona, alla fine di settembre. Ha già prestato dei soldi al signor Leone o il signor Leone ha già prestato dei soldi a lei? Cioè ci sono stati delle... Je dois effectivement un petit peu d'argent. J'ai Gli, reçu un prêt gli devo dei soldi à Tony que je dois payer a à Tony, fin septembre. a Tony, À Tony. a Tony, che devo pagare il 20 settembre.
Avete fatto un contratto particolare per questo mutuo? On a fait un contrat. Sì, abbiamo fatto un contratto, Mais je payerai. ma pagherò. Et c'est ma réputation. Si tratta della mia reputazione. A proposito di reputazione, reputa il signor Leone un professionista serio, affidabile? Non possiamo, diciamo, È troppo come generale dire, la fare domanda? una domanda che tende a una valutazione sulla persona del signor Leone, però può dire se ha avuto, diciamo, rapporti di affari, se sono andati sempre a buon fine. Vale. Ha avuto rapporti d'affari quindi col signor Leone? Ben oui, d'abord, Sì, les contrats qui sont montrés sont 50%. I contratti che sono stati mostrati sono del 50%, Donc nous avions, moi 50% quindi avevamo io 50% et Tony 50%. e Tony 50%. Il secondo contratto per Cofim, E secondo il contratto per Cofim, Tony Tony possédait 100%. Più che possedeva Tonino, il mi scusi, 100%. mi scusi, più che Tonino dovrebbe essere Madame Maria Sicuro Leone, Ça deve Sua essere sposa. Madame sua sposa, sua moglie. Vabbè. Et en Suisse, c'est la même chose, c'est un seul foyer fiscal. In Svizzera è una sola cosa, una sola identità fiscale. La coppia di La coniugi couple, hanno una sola identità. Oui. Sì, la coppia. Marié. Sposati. Donc, les autres qui ne l'ont pas vendu Gli altri che non hanno venduto sont associés. sono soci Et ça s'est très bien passé. ed Très è content andata d'être molto associé. bene. Et c'est aussi la société fiduciaire Ed è anche la società fiduciaria qui révise les comptes de ma société immobilière che rivede i depuis- conti della mia società immobiliare 20 ans, da à peu près. 20 anni circa. Et c'est important pour une société Ed qui è reçoit de l'argent importante per una società che riceve dei soldi d'avoir des très bons fiduciaires avere avec dei très bonne buoni réputation. fiduciari con una buona reputazione. Parce qu'en fait, je suis comme une banque. Perché in effetti sono come una banca. Je reçois l'argent des locataires Ricevo i soldi dai locatari pour les propriétaires per i proprietari et à la fin du trimestre, e alla fine del trimestre je paye les propriétaires pago i proprietari après les dépenses pour les conciergeries, après toutes les dépenses. dopo le spese di portineria, dopo tutte le spese. Donc, il faut une très bonne fiduciaire Quindi c'è bisogno di una buonissima pour fiduciaria que les gens aient confiance affinché le persone abbiano fiducia que à la fin du trimestre, che alla je vais les fine payer. del trimestre li pagherò. Bene. Un'ultima domanda Une sul tasso di interesse Sur negativo le taux d'intérêt che, se ho capito bene, Sì, è abbiamo entrato in compreso. vigore in Svizzera dal 2015 in poi. Depuis 2015. Abbiamo parlato prima Nous avons di due parlé de operazioni deux opérations. nell'ambito delle quali, se ho capito bene, ho calcolato bene, il signor Leone avrebbe percepito 4 milioni di franchi A pris 4 millions de francs. complessivamente. En total. Il a pris 4 millions Ha preso 700 000. 4 milioni 700 mila. Ecco, quindi con l'applicazione del tasso negativo entrato in vigore nel 2015-2016, siamo precisamente in questo periodo, Et nous sommes dans cette période. la perdita La perte su 4 milioni di franchi 4 millions de francs su un periodo di un sur une anno période d'un année è di circa, d'environ J'ai pas compris. Le- cioè, lasciando, No, no, lasciando in banca Sì, 4 ho letto milioni di in svizzeri, banca 4 milioni di 4 franchi milioni svizzeri, di quanto Ça si fait perde in un à peu anno? près, faut compter à peu près 35 000 francs. circa 35 mila franchi. Sur 4 millions 7, ça fait à peu près Su 40 000 francs par an. 4.007, ça fait combien? 40 000 francs 40.000 d'intérêt négatif. franchi di interessi negativi.
Un'ultimissima domanda. Dernière question. Ha qualche informazione o comunque un'idea del patrimonio del signor Leone? Je pense que le patrimoine est important Penso che il patrimonio sia parce importante que toutes ces opérations, perché tutte queste operazioni c'était des profits erano de dei plus profitti que 1 million di più di pour 1 chaque milione opération. per ogni operazione. Je pense que sur l'opération film que j'ai acheté 2 Penso millions che sull'operazione del film che ho comprato nel il a 2005 gagné 2 millions en tout cas. ha guadagnato 2 milioni in ogni caso. Sì. Senta soltanto un'ultima cosa, ma lei è venuto a conoscenza di una malattia che aveva colpito il signor Leone nel 2018? En 2018, avevi su ça? Du liquide? No, di un maladie. Maladie? Oui. Non, pour moi il est en bonne santé. No, secondo me è in buona salute. No, certo. Grazie. Allora, altre domande da parte degli altri difensori? Pubblico Ministero? Sì, quei 2 contratti che le hanno mostrato prima, lei quei soldi che ha pagato, dove li aveva, cioè ha dato, come dire, delle risorse che aveva sui conti correnti, ha pagato a Leone? Che vous aviez dans vos comptes? Oui. Sì, Benissimo. Lei in questo momento quanti soldi, diciamo, ha fuori, nel senso che entità di prestiti ci sono che lei ha fatto a persone terze in questo momento? dans ce moment che vous avez fait. Je pense environ 20 millions. Mais c'est Circa peut-être 15, 20 milioni. c'est peut-être Potrebbero 25. essere 15 o 25, non so. 25 milioni di franchi? 25 milioni di francs. Entre 15 et 25 millions. Tra de 15 francs, e mais 25 je suis pas milioni, sûr. ma non ne sono sicuro. Quindi, come dire, lei è creditore di 20-25 milioni di franchi. Benissimo. E perché ha chiesto un prestito a Leone allora? Con tutti questi soldi che lei ha? Parce que je fais ça professionnellement. Faccio questa attività come professione. Je paye moins Pago meno à Tony a Tony et j'en facture plus au client. Je suis e comme une fatturo banque, je di prends più une al différence. cliente, è come una banca. Cioè lei è come una banca? Vous êtes Oui, comme je une banque. prends. Oui, et sì. Voilà, je suis comme une banque. J'emprunte à Tony peut-être à 4. Prendo da Tony per esempio a 4 e poi faccio il prestito. Je paye je touche 9,5% d'intérêt. Voilà. Con un interesse maggiore ottengo. Oh, e a Tornino Leone quanti soldi deve dare lei? Combien d'argent vous Je ne suis pas sûr, mais c'est moins d'1 million. Non- 1 million environ. Non sono sicuro, ma circa 1 milione. Mais je rembourse à fin septembre. E lo rimborserò a fine settembre. Ecco, ma perché non è riuscito a rimborsarlo nei termini previsti con tutti questi soldi che lei ha? Si, j'ai remboursé dans les délais prévus. Sì, nelle scadenze Je paie previste. toujours dans les délais. Pago sempre a Si scadenza. une fois Se je una paye volta pas, non je pago, mets, petite ville. je... Après, je suis mort. Se vous ne payez pas, qu'est-ce que vous faites? Ma réputation. J'en dis, Se non pago, Quindi lei deve Zimmermann, pagare- non ho il capito. n'a pas payé. la mia Mais reputazione sinon, ne subisce delle conseguenze. Quindi lei deve pagare a settembre Non- adesso. Sì. Ecco, questo prestito Leone quando glielo ha fatto? Leone, vous l'a fait? Je crois il y a eu une année. Mais j'ai Penso un anno fa. beaucoup de prêts, je sais pas. je Ma dirais ho environ tantissimi une année. prestiti, posso dire circa un Et anno puis, fa. je rembourse à fin septembre. E poi lo rimborserò a Mais fine le settembre. pas problème, je gagne 1 million. Ma non è un problema. tous les mois. Ecco, ma lei con Guadagno questo... 1 milione tutti i mesi. Mi scusi, ma lei con questo Ma- prestito... Non ho capito come ha detto? Vous avez Ultima- dit que vous gagnez 1 million Ah tous oui. les mois. Oui. Sì, guadagno 1 milione tutti i mesi. Sì, io non ho capito però che necessità aveva di chiedere 1 milione a Tonino Leone quando invece aveva tutte queste disponibilità. Per fare un margine. Pour faire une marge. Je paye pas cher à Tony Non pago non caro a Tony parce qu'il n'a pas les possibilités. Moi, perché j'ai non la ha possibilité possibilità. de prêter plus cher. E io ho la possibilità di fare un prestito più caro. Ecco, Et ma par lei, contre, je prends le risque. ma lei questi... ma io prendo il rischio.
Ma lei questi soldi che ha ricevuto da Leone li ha girati a qualcun altro, cioè li ha prestati a qualcuno? Tout est des transferts bancaires. Tout est Sono transfert bancaire. tutti, Sì, sono questo tutti sì, bonifici. questo lo abbiamo capito. Dico, ma questo milione che ha preso da ce Leone milioni che vous lo ha avez già pris de Leone, all'epoca quando l'ha avuto lo ha girato a Quand vous qualcun l'avez altro obtenu, vous l'avez donné à quelqu'un d'autre quand vous l'avez obtenu? o lo ha tenuto sul conto Vous l'avez corrente? laissé dans le C'est compte arrivé. È arrivato C'est d'argent chez moi. Mais da après, me, c'est ma poi un global. in Tous les una cosa mois, j'ai globale, des tutti i nouveaux mesi prêts. ho dei nuovi Les prestiti, gens me remboursent. Je fais des le nouveaux persone mi prêts. rimborsano, Ecco. faccio dei nuovi C'est comme si prestiti. quand vous êtes une banque. Benissimo. È come se lei- voi aveste una banca. On ne peut pas dire, mais cet argent, il a été reprêté à madame ou à monsieur. C'est Non si può dire se dei soldi sono stati di nuovo prestati a qualcuno. perché fa parte tutto del patrimonio complessivo e in questo momento lei sui conti correnti quanti soldi ha? Sui conti correnti non prestati. Votre compte. sur l'ensemble des comptes, je sais pas, 30 millions peut-être. Attualmente 30 milioni? Mais qui sont Forse. placés Ma che aussi sono en actions, investiti in azioni, obligations, No, voglio obbligazioni. sapere le liquidità. No, la liquidità. Entre 0 et 1 million. Tra Je n'aime 0 e 1 milione. pas avoir de l'argent non placé. Non mi piace avere dei soldi non investiti. Et l'intérêt négatif, E interesse negativo. je ne veux pas payer intérêt négatif. Non voglio pagare interessi negativi. Quindi diciamo lei è a fronte No. in questo momento di un credito che ha di 25 milioni su cui guadagna diciamo tanto, ha un debito di 1 milione su cui paga poco sostanzialmente. Redites. Ripete per favore. Allora lei ha un credito nei confronti del pubblico diciamo di 20-25 milioni e su questo guadagna tanto. Perché guadagna tra il 5 e il 10% all'anno. Je pense que j'encaisse Penso di incassare tra 1,5 million, 2 millions d'intérêts par an. 1,5 milioni, 2 1 milioni milione- Mais all'anno. plus que 1 million par an, j'encaisse des intérêts. Eh ben, Ma c'est E bien. incassa più di 1 milione di incasso di interessi. interessi. Benissimo. Quindi diciamo lei incassa come interesse più Donc, di 1 vous milione encaissez all'anno. plus d'un million E par a an. Leone Sì. quanto E paga a per questo Leone milione combien vous diciamo, payez di pour ce million interesse? Je d'intérêt? ne me souviens même pas. Non mi ricordo Mais neanche, je sais que c'est pas beaucoup. Non si ma ricorda. so che non è molto. Cioè lei non si ricorda l'interesse che Leone pratica a lei. L'intérêt che- Non, parce que j'ai beaucoup. No, perché beaucoup, ho beaucoup tanti, d'opérations. Mais c'est tante peut-être operazioni. C'est 2-3%, c'est très peu. C'est une très bonne affaire pour moi. È del 2-3%, è un buon affare per me. Très bonne affaire pour moi. Va bene, non ho altre domande. Parte Mais je suis civile. aussi une très bonne garantie pour Tony. Ma sono anche una buona garanzia per Tony. Il pubblico ministero non ha altre domande? Parte civile? No, non ho domande. Senta, signor Zimmerman, ho compreso diciamo, l'interesse a fare questi contratti con Leone per investire insomma, i suoi denari, evitare che giacciono sui conti e pagare un interesse negativo. Ma l'interesse del Leone invece a cederle diciamo, la metà delle azioni di queste società qual è? Visto che a lui poi arrivano dei liquidi che anche lui deve poi riversare sui conti pagando gli interessi negativi. Che interesse poteva avere il signor Leone e la sua sposa, così aveva detto, no? a diciamo, venderle la metà di queste azioni? Parce que j'ai réputation Perché ho d'être très reputazione bon gestionnaire. come un gestore molto bravo. Et que Non ho les capito. immeubles, Ho quand la j'ai reputazione pris la di moitié, essere un bravissimo il valait gestore. ça. No. Chi ha la reputazione di Lui. Moi, très bon gestionnaire, j'ai 66 E ans. quindi beaucoup Leone che d'expérience. interesse? Ho 66 anni e ho molta Et esperienza. après, l'immeuble il valait ça. Après? L'immeuble valait beaucoup plus après. E l'immobile successivamente valeva molto di più. Per la sua reputazione, Mais je giusto? suis très bon pour gérer les immeubles. Io sono bravo a gestire gli immobili. Et Tony était content E Tony era contento que je sois actionnaire 50% Sì. avec lui. che io parce que sia azionista al 50%. Perfetto.
Senta, ma diciamo questi trasferimenti Ma di sì, azioni si trasferimenti fanno con delle scritture private, senza un'autentica notarile, oppure comunque un atto... È abitudine farle in No. Svizzera in questi Sì, sì. termini? Dica, Tout est écriture professionnelle. È tutto scrittura Soy professionale, professionnel, che vuol dire? come professionista. donc Qu'est-ce que- je qu'est-ce paye que les veut dire? impôts sur Io les pago différences le en imposte achat. sulle differenze tra Sì. acquisto Bon. e Donc, je vendita. dois- Non je le dois sto tenir une chiedendo, comptabilité. non le No. sto chiedendo questo, Je- Zimmerman, le sto chiedendo C'est pas la un'altra question. cosa. La question è Il passaggio della metà Le delle passaggio quote della si fa moitié- con delle della scritture metà- private della metà- delle quote, delle società. della moitié des Si fa actions. con delle Se scritture fa private avec semplici, delle scritture registrate da qualche parte. Queste sono delle scritture private semplici, non c'è un'autentica notarile, non c'è una registrazione. Si fanno su queste basi? Visto che lei ha speso 4 milioni e 750 mila franchi, non poco. Si fanno sulla base di scritture private così in Svizzera? Dica. En Suisse, In il Svizzera n'est pas nécessaire non è d'avoir un necessario notaire. avere un notaio. Non è necessario. E non è Seulement necessario... notaire quand l'immeuble est vendu en nom. Dica, sì. Solo quando l'immobile è venduto, Il nome. Ma le propriétaire ma de il proprietario l'immeuble, dell'immobile avant, c'est prima, CAF, Sì, et après, c'est toujours CAF. sì. prima il CAF e poi Donc, sempre CAF. ne pas Vabbè. transfert au registre Sì. foncier, Quindi non donc pas de notaire. Vabbè. Però qui non ci riferiamo ad immobili, sì, ci on ne riferiamo parle ad un pas trasferimento della metà On delle parle, quote, on ha capito, di una transfert de la società. moitié des actions Non d'une parliamo di un société. trasferimento di Ah, immobili immeuble, on ne parle pas d'immeuble. On parle pas singoli. d'immeuble, on prend des actions. Sì, non si parla di immobili, Se si parla no, di si azioni. j'achète les È actions, come se compro delle azioni Si j'achète les actions du Crédit Suisse, il n'y a del pas de Credit notaire, c'est Suisse. des actions. Non c'è notario, si Non c'è tratta di notario. azioni. E nemmeno si registrano da qualche parte questi accordi? E ces accords Si ne sont pas registrano enregistrés per il quelque passaggio part? delle quote, delle Le passage azioni? des Non, actions ils sont Non si seulement registrano. déclarés à sono l'autorité soltanto fiscale, dichiarati all'autorità fiscale chaque année ogni anno pour certo. pour payer les impôts s'il y a per des pagare impôts. le imposte se ve ne sono. Et parce que le fisc veut Perché savoir il qui est fisco propriétaire. vuole sapere chi è il proprietario. Va bene, ma questo nelle dichiarazioni, nei modelli personali dei contribuenti si dichiarano, sa, però dalle dico il contratto, dichiarazioni come viene delle pubblicizzato il contratto? Mais dans le contrat, comment est publié? Dica, Le contrat n'est pas publié. Il contratto non Je è donne pubblicato. Seulement le contrat à Va- la Do fiduciaire. solo il fait contratto le alla nom. fiduciaria che Va fa il bene. conto. allora, risulta da un controllo presso la Camera di Commercio, quindi che lei Dalla è Chambre entrato di in Commercio. possesso del Il y a 50% Un del contrôle, il y a patrimonio di quelque queste chose due qui società? demonstre Che vous avez, mi ripete che cosa Risulta Sì. presso una Camera di Commercio Dunque, se diciamo che lui è divenuto proprietario del 50% del capitale di queste due società? 50% du capital de ces deux sociétés Donc, dans la Chambre du commerce. le registre du commerce Il registro del commercio, a seulement l'administrateur, solamente l'amministratore ou les o administrateurs, amministratori, l'adresse de la société, l'indirizzo della società les fiduciaires Le qui fiduciarie. vérifient les comptes, che verificano i conti, mais pas les actionnaires. ma non gli azionisti. Bene. Mais la nouvelle loi maintenant, Ma la nuova legge ora il doit y avoir un registre officiel ci deve essere un registro pour ufficiale qu'il n'y ait pas de possibilité, affinché non vi siano par possibilità, exemple, de blanchiment. per esempio, di riciclaggio. No? Giusto. E quando è entrata in vigore questa nuova legge? Quand est-ce que Cette nouvelle loi, entrée en c'était vigueur 2018 ou nel 2019 2018 environ. circa 2019. E quindi andavano dichiarate anche E le donc il proprietà fallait prima del 2018? Les déclarer avant 2018? Voilà, Sì, mais après c'est déclaré et je suis toujours propriétario. ma è dichiarato e sono del sempre 50% proprietario del CAF. 50% del CAF Et del 50% de COFIM. e 50% di COFIM. Non ho capito.
Cosa ha detto? Me lo ripeta? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je suis toujours propriétaire. Sono sempre proprietario Et aujourd'hui, e oggi dans le registre des actionnaires, nel qui est registro donné degli comptabilité, azionisti je in cui c'è suis la contabilità, officiellement Risulta Sono che lei è proprietaire proprietario di metà donc il est della écrit que COFIM vous êtes e di metà propriétaire à moitié della il est CAF, trouvé quindi adesso maintenant Oui, que vous- et les actions sont Sì, nominatives. e le azioni sono Parce que nominative c'est obligé maintenant en Suisse sì, perché vabbè. pour si è- les opérations de Quindi blanchiment. diciamo che per le operazioni antiriciclaggio. aspetti, Attendez. lo interrompo. Risulta, perché quello che mi interessa era La questo. question è- Risulta adesso Maintenant, che lui è proprietario il y a della le metà preuves del capitale della che vous COFIM êtes e della propriétaire metà de del moitié capitale della CAF? della COFIM e moitié Oui, della enfin, CAF. c'est ma société Schwaper, ma société Schwaper. Non so qui, è ma société Schwaper. La risposta è semplice, o sì o no. Oui o no? Non richiede Non argomenti. mi società. Pas Non moi, lui, non c'est lui, ma ma la sua société società. Qui est 100% à moi. La Et sua pour- società, la che FIN Management Fin Management. FIM 100%. Che è 100% di sua proprietà. Schwaper Va bene. 100%. Risulta che quindi L'altra la 50%. FIN Management è proprietaria della metà di questi due patrimoni Economicamente sociali. Giusto? 100%. Sì o no? Sì o no? Risulta? Risulta? Risulta da dove? Risulta dal pubblico registro, dalla Camera di Dalla Chambre Commercio, di dal Commercio. registro delle imprese, da Il y quello a che c'è in une Svizzera. preuve que vous êtes, Oui, Oui, absolument. sì, perfetto. Allora la difesa poi ci potrà in qualche modo completare questa produzione documentale che allo Stato, per quello che appare al Tribunale, attiene a due scritture private semplici, tali da consentire una formalizzazione, una maggiore valenza probatoria di questa documentazione. Va bene. Allora, detto questo, ci sono altre domande? No? Va bene, può andare, signor Zimmermann. Grazie. Merci. Buongiorno. Buona giornata. Buona giornata a lei, grazie. E questi li puoi mettere, li puoi dare a Paola, grazie. Allora, andiamo avanti con i prossimi. Chi vogliamo sentire? Canonica. Prego. Sempre in lingua francese? Sì. Certo. Sì, poi li produrrà. Adesso magari prima liberiamo i testimoni. Visto che il Tribunale mi aveva esortato ad un'attività produttiva di questo tipo, Va io bene. risponderò con i fatti, diciamo. Presidente, mi scusi, ho un impegno contemporaneo, vorrei lasciare mia sostituzione l'avvocato Antonio Lippi. Va bene. Grazie. Giovannetti. Walter Giovannetti, per posizione Gregorini. Grazie. Grazie, avvocato Giovannetti, buongiorno. E il signor Canonica, buongiorno, si accomodi lì. Buongiorno. Allora, le sue generalità, come si chiama, dove e quando è nato? François Canonica, Quando est-ce que vous êtes né? data di nascita 10/8/05/58. 10 agosto 10/8 maggio 58. 18 maggio 1958 e dove? A Ginevra. A Ginevra. Legga ad alta voce quella formula o comunque gliela facciamo tradurre dall'interprete. Serment. Vous devez prêter serment. Ah sì. Donc vous pouvez lire en italien ou... Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo che la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, L'ho promesso. ha capito, deve dire la verità, ha l'obbligo di dire la verità, va Vous êtes bene? obligé de dire la vérité. Je dirai la verità. Dirò la Benissimo. verità.
Allora, risponda alle domande degli avvocati del signor Leone Tonino. Prego. François. Ci può dire qual è la sua attività? Quelle è votre activité, votre travail? Je suis avocat au barreau de Genève depuis 40 ans. Sono avvocato al foro di Ginevra depuis 40 anni. da 40 anni. Lei ha assunto delle Vous responsabilità avez eu des per responsabilités conto del suo foro? pour le compte de votre barreau? J'ai été à Genève, on dit bâtonnier, je crois qu'ici on dit président, bâtonnier de l'ordre des avocats de Genève. Sono stato presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ginevra De 2012 à 2014. dal 2012 al 2014. J'ai été premier secrétaire de la Jeune Bar beaucoup plus tôt. In precedenza ero segretario dell'Associazione dei Giovani Avvocati Puis j'ai été également président de la commission de droit pénal à Genève. e sono stato anche presidente della Commissione di diritto penale a Ginevra. Attualmente J'ai toujours mon cabinet d'avocat ho sempre il mio studio di avvocato et j'assume la fonction de président du conseil d'administration e sono presidente del Consiglio di amministrazione des hôpitaux publics de Genève. degli ospedali pubblici di Ginevra. Conosce il signor Leone? Vous connaissez Monsieur Leone? Je le connais. Sì, lo conosco. Da quanto tempo? Depuis combien de temps? Circa 35 anni. A sua conoscenza ha mai avuto delle difficoltà di ordine giudiziario il Si signor vous Leone in il Svizzera? n'a jamais eu des problèmes judiciaires à votre connaissance? Je pense que s'il avait eu des problèmes judiciaires, je les aurais connus parce qu'il Penso che se abbia avuto dei problemi giudiziari lo avrei saputo, parce qu'il y a une trentaine d'années que M. Léon, et c'est dans ces circonstances que je l'ai connu, perché ho conosciuto il signor Leone da 30 anni sempre nelle condizioni, nelle circostanze in cui l'ho conosciuto, soit m'a acheminé dans mon domaine de spécialité qui e est poi mi ha introdotto nel mio cammino di specialità, di specializzazione si, soit m'a envoyé sa clientèle, e in più mi ha inviato i suoi clienti soit parfois e a volte j'ai été son avocat, sono stato il suo avvocato, je pense même son unique avocat, penso anche il suo unico avvocato, et en cette qualité je ne lui ai jamais connu l'existence d'une difficulté e judiciaire. in queste notamment circostanze sur non ho mai saputo di problemi giudiziari sauf di Leone, en tranne une occasion, in un'occasione à l'occasion de laquelle M. Léon avait vendu quando il signor Leone aveva venduto l'une de ses fiduciaires. una delle sue fiduciarie, On est environ au début des années 2000. e quindi circa all'inizio degli anni 2000, Penso 2001 circa, et l'acheteur ne lui avait pas payé le prix. e l'acquirente non gli aveva pagato il prezzo. Et donc, M. Léon est venu me consulter E quindi è venuto a consultarsi con me pour que j'engage une procédure. Il y avait dans le contrat une clause arbitrale et donc per avviare un procedimento arbitrale, et j'ai donc plaidé pour lui devant le tribunal arbitral. e quindi dovevo assisterlo per questo procedimento. En revanche, je peux attester, si c'est Pardon? je peux attester si c'est la question Posso affermare, se questa è la domanda dell'avvocato, dell'avvocato, que je ne lui connais l'existence d'aucune procédure pénale.
che non conosco l'esistenza di nessun procedimento penale a suo carico. Cosa ci può riferire sull'attività del signor Qu'est-ce que Leone? vous pouvez dire sur son activité? Cioè, Vediamo se c'è allora, la qualcosa di fiduciaria più di cui ha parlato Au-delà de la fiduciaire cosa dont si vous avez occupa, parlé, insomma? de quoi s'occupe-t-il? di che cosa si occupa generalmente? Ha un'altra funzione a parte l'amministrazione della sua fiduciaria? Fonction au-delà de la fiduciaire? L'activité de M. Léon, L'attività del signor Leone c'est ce qu'on appelle en Suisse è ciò che chiamiamo in Svizzera la direction d'une fiduciaire. la direzione di una fiduciaria. Qu'est-ce que ça veut dire? Che cosa vuol dire? Ça veut dire que M. Léon Vuol dire che il signor Leone donne du conseil fiscal dà consigli fiscali à ses clients. ai propri clienti, Ensuite, qu'il poi établit les états financiers redige dichiarazioni, les états financiers. lo stato finanziario, Vuole dire il bilancio e le compte de pertes et profits. e il conto perdite e profitti. Et le conto di risultato. Pour les entreprises Per le imprese, qui sont clientes chez lui. suoi clienti. Ensuite, il a une Poi troisième activité ha una terza attività qu'il exerce par exemple pour moi comme client cette che fois-ci, esercita per esempio per me come cliente questa volta, mais également pour une très grosse clientèle genevoise. ma anche per una grandissima clientela a Ginevra, C'est l'activité, je ne sais pas comment on le dit en italien, ed è l'attività, non so come si dice in italiano, de réviseur. di revisore. Cette activité Questa attività de réviseur di revisore a une dimension ha una dimensione de droit public, di diritto pubblico, c'est-à-dire qu'elle ne peut cioè s'exercer non può esercitare que s'il est au bénéfice può esercitare soltanto a beneficio d'une accréditation. di un accreditamento, sì. Et donc M. Léon, E quindi il signor Leone ou Sophie-Rege, o Sofirage, à la fin des exercices annuels, alla fine degli esercizi annuali, atteste ou non attesta o meno de la sincérité de la comptabilité, della veridicità della contabilità, de la régularité et de della la légalité de la regolarità comptabilité, e legalità della contabilità, et fait ce rapport e fa una relazione à l'attention des actionnaires des all'attenzione sociétés qu'il degli révise. azionisti che fanno la revisione. Il a, parallèlement à cela, Parallelamente a questo, c'est aussi le cas pour moi, e questo riguarda anche me, une activité Ah, qui a un'attività? trait à l'établissement des déclarations fiscales des contribuables per la redazione delle dichiarazioni dei contribuenti à l'occasion de chaque exercice comptable de ceux-ci. in ogni esercizio contabile di questi. Ça, c'est son activité Questa è la professionnelle. sua attività professionale. Le banche svizzere sono Le banche sottoposte a suisse delle sono regole soumise a des specifiche règles per quanto spécifiques riguarda la lotta en ce contro il qui riciclaggio? concerne la lutte contre le blanchiment. Ça dépend de quelle période parle notre Dipende da quale periodo parla, avvocato. Luc Febraro. Vediamo se vuole chiedere qualcosa di più specifico, lasciamo ancora andare. Les banques suisses, Le banche Madame la suisse. Présidente, ont la Presidente, réputation, ont eu la réputation hanno avuto qu'elles ont eue la reputazione che hanno avuto à travers l'Europe. attraverso l'Europa. C'est-à-dire qu'elles ont accueilli Vuol dire che hanno accettato les comptes i conti de dictateurs, di dittatori, de PEP, de personnes politiquement exposées, di persone politicamente esposte
entre les années 60 tra gli anni 60 et 90. e 90. gli anni 90. Et puis, peu à peu, E poi poco a poco la Suisse a été mise la Svizzera è stata messa au banc al bando de la communauté européenne della comunità europea à cause de cette activité a causa di questa attività qui était extrêmement lucrative, che era estremamente lucrativa, mais qui flirtait dangereusement avec la légalité et la ma che moralité. peccava di legalità e Va moralità. bene, questo è comunque un quadro un pochino generale, vediamo più nello specifico se ci sono altre domande che attengono alla posizione del Leone. Maintenant, on En va- revanche, Ma en revanche, No, forse no, attendez, non proseguiamo attendez. con No, il ne questo faut pas tipo di continuer ricostruzione, avec, vediamo se cette ci sono altre ricostruzione. domande. La Presidente ha detto. et si la question de M. Febrao est la base légale, la réponse est... Sì, ha ragione, però diciamo il Tribunale dopo aver sentito questo la suo Cour inizio après, ritiene che non si possa ulteriormente procedere su questo argomento. Prego, Avvocato. Più specificamente nel tempo, diciamo dal 2015 in poi. Disons, depuis 2015. Se io in Svizzera Si, ricevo sul mio conto un bonifico par virement dans mon compte importante di d'un 200-300 mila de euro, 300 000 o se faccio un bonifico si je fais un transfert su un altro conto sur un estero, per esempio, compte, devo documentare l'operazione, ci sono delle est-ce qu'il y a Degli obblighi previsti degli dalla obblighi, banca. degli approfondimenti da parte, quali sono anche gli obblighi della banca, cioè la banca deve dichiarare qualcosa, deve segnalare l'operazione, ecco. Voilà. Il y a une loi sur le blanchiment, Il y a une loi Allora, c'è una legge sul riciclaggio qui date de 1997, che è datata che l'anno? 97, 97, qui est extrêmement stricte molto rigida, severa, et qui rend absolument impossible e che rende assolutamente impossibile le dépôt en cash. il deposito in contanti. Ça, c'est absolument impossible. Si moi Questo je è vais assolutamente impossibile. Se io vado à ma banque pour déposer nella mia banca per depositare 15 000 euros, 15.000 euro, soit ils me sont refusés, o mi vengono rifiutati, soit je suis appelé par la banque dans l'après-midi oppure vengo chiamata dalla banca nel pomeriggio pour me demander de documenter l'opération. per chiedermi di documentare l'operazione, Et si je ne la documente pas, je suis dénoncé dans la journée. e se non la produco vengo denunciato in giornata. En ce qui concerne Per quanto riguarda les opérations hors cash, le operazioni fuori cassa, toute opération de crédit et de débit ogni operazione di credito e di debito d'un certain volume di un certo volume doivent être documentées, deve expliquées. essere documentata, spiegata. À défaut, la loi sur le blanchiment E la legge sul riciclaggio a instauré ha instaurato une autorité un'autorità que l'on appelle le MROS, che si chiama le MROS, M-R-O-S, MROS, qui dépend directement de l'Office fédéral che dipende direttamente dall'ufficio federale de la police. della polizia, Et si la banque e a se la banca le moindre indice ha il minimo indizio d'opération Di que l'on qualifie en operazione. Suisse d'insolite, qualificata in Svizzera, insolita, insolite, étrange, insolite, non sì, justifiée. insolita, strana, Le client de la banque est dénoncé il cliente immédiatement della banca viene denunciato immediatamente et l'autorité qui dépend de l'Office fédéral de e la l'autorità che dipende dall'ufficio federale della polizia police a l'obligation de saisir immédiatement également ha le ministère l'obbligo public. di adire immediatamente il pubblico ministero. Une procédure est ouverte
un procedimento viene aperto et le client doit répondre aux interrogations du ministère public. e deve rispondere alle domande del pubblico ministero. Bene, possiamo andare avanti con altre domande. Qual è il tasso usurario? Non ho capito, scusa. Cioè, per la norma svizzera il tasso usurario... La loi suisse, non ho capito è- il tasso. Cioè, qual è, sì, Dell'usura, diciamo, qual è per la ritenere soglia us- del tasso legale di interesse in Svizzera? La 6 du taux d'intérêt en Suisse, oui, le 6. Du taux d'intérêt ou du taux d'intérêt usuraire? Tasso di interesse o tasso di interesse usurario? Beh, da quale percentuale viene considerato il tasso usurario secondo Depuis la norma quel svizzera? pourcentage è considéré taux usuraire? Selon la jurisprudence suisse, c'est 18% par an. Secondo la giurisprudenza svizzera 10% all'anno. Cioè oltre il 10% all'anno è C'est-à-dire, usuraio? Au-delà de 10% par an, 18. 18. 18. 18, scusi. Non ho capito. Vous n'avez pas dit 10%. Oltre il 18%? Correggo, ha detto 18 sin dall'inizio, non ha mai detto 10. Quindi oltre il 18% all'anno è usuraio? È usuraio. Sì. Prego, avvocato. Sì, un'ultima domanda Une tecnica. dernière question technique. Il segreto bancario Le è secret un ostacolo bancaire est agli un accertamenti obstacle giudiziari? aux investigations judiciaires? Non, plus du tout, non. Non, c'est en Non. aucun cas, il n'existe pas en droit suisse de secret bancaire Non esiste in diritto svizzero segreto bancario qui résiste à un procureur, un juge d'instruction, che resiste a un procuratore, un juge a un giudice istruttore si, ou une enquête internationale. o un'indagine internazionale. Va bene, ci sono... No, grazie Presidente. Avvocato Lippi? Non ho nessuna domanda. Non ci sono domande. Difensori degli altri imputati? Hanno domande? Pubblico ministero? Sì, ho una. Prego. Quindi quello che le chiedo, Donc, le ministère public. Leone Tonino è il suo commercialista? Votre comptable? Non, No? ma comptabilité, elle est faite par mon service comptable, La mia contabilità è fatta dal mio servizio contabile, qui est interne à mon étude. interno al mio studio, En revanche, il révise, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ma- les comptes de mon étude. Quindi è il suo fa revisore il dei revisore conti. dei conti del mio studio. Quindi Tonino Leone è il suo revisore dei Donc conti. il est votre réviseur de compte. Oui. Sì, Oltre che essere un suo amico. mais il est votre ami aussi. Non, Quindi avete solo questi rapporti Donc professionali. vous n'avez que de relations professionnelles. nous avons des relations professionnelles. Abbiamo rapporti professionali, Je le tutoie, je, le tutoie, Gli date il tuo. dans le tout, Si danno del tu, insomma. ma sì, ok, sì, non avevo capito. mais je ne dirais pas que c'est un ami. Ma non posso dire che Quindi si tratti di un insomma, è il suo amico. revisore dei conti, C'est votre sostanzialmente. réviseur de compte, C'est essentiellement. c'est mon réviseur de compte. È il mio C'est revisore dei C'est conti. un réviseur à qui j'ai envoyé de È la un clientèle. revisore al quale ho mandato dei clienti, Par exemple, des collègues à moi. per esempio anche dei miei colleghi, E Leone le ha mandato a sua volta Leone, delle persone a che son tour, conosceva che sono diventate vous a suoi envoyé clienti, diciamo, des clients. clienti dell'avvocato canonico. des insomma. personnes qu'il connaissait. Sì. Benissimo, non ho altre domande. Ah, Ce que Monsieur Léon m'a envoyé est une clientèle modeste. Ma la clientela che il signor Leone mi ha inviato è una clientela modesta. Benissimo, grazie. parte domande. Avete domande, Andrea, Elena? No. Va bene, grazie, può andare, signor Canonica.
E grazie anche all'interprete, può andare, ci può lasciare la sua richiesta. Buongiorno, grazie, buongiorno. E a questo punto procediamo con il test Scarcelli. La difesa, chiedo scusa, voleva fare la produzione documentale, prego. In realtà io deposito, questo è un estratto del casellario il dischetto non ce l'ha, avvocato? Il dischetto, il supporto informatico per la documentazione? No, va bene. Allora. Posso impegnarmi di sì, farlo? Va bene, intanto la produce cartacea, però se ce l'ha anche sul supporto informatico lo posso far fare. Benissimo, grazie avvocato. Dicevo, qui ho l'estratto del casellario giudiziale svizzero del signor Leone, che ovviamente risulta nullo. Ho anche questo provvedimento, no, che autorizza il signor Leone ad essere revisore, no, in Svizzera con tutti gli accertamenti che poi sono emersi nel corso dell'istruttoria, che presento al pubblico ministero. Ovviamente non è in lingua italiana, ma anzi il casellario sì, perché è tradotto in tutte le lingue. Ma questi due documenti sono indicizzati? Questi due che ha indicato adesso? Questi due non sono indicizzati. Quindi la difesa chiede produrre certificato penale svizzero del Leone e iscrizione nell'albo dei revisori contabili, giusto? Giustissimo. Il Tribunale acquisisce. Poi Presidente, io qui ho diversi schedari che corrispondono a tutti i movimenti bancari di tutti i conti correnti, siano essi intestati alla Silver Square, alla Sofirege o a Tonino Leone dal 2016 ad oggi. Io questi sono dei documenti che ormai conosco molto bene, perché li ho letti negli ultimi 8 o 9 giorni da cima a fondo. Presentano, a mio avviso, non delle insidie, ma presentano degli elementi di complessità che derivano dal fatto che ci sono per ogni anno più conti correnti, taluni sono in euro, altri sono in svizzeri, altri sono in franchi svizzeri. Io qui ho messo dei post-it che mi aiuteranno nel corso della discussione e probabilmente aiuteranno anche il Tribunale nella lettura nel formato cartaceo, per questo l'ho preferito. Mi vedo però costretto, no, essendo un difensore, no, del Tonino Leone, di avanzare un'istanza al Tribunale di una perizia, no, su questa documentazione che rappresenta i flussi di denaro di Tonino Leone, delle società a lui intestate dal 2016 ad oggi. Vedrà il Tribunale che ci sono i bonifici di Zimmerman, ci sono i finanziamenti erogati alla ITB, erogati alla VEM, le restituzioni della Starline, tutto quello, no, che poi per l'accusa è riciclaggio e che invece per noi, ma ce ne saremo accorti un po' tutti, risponde ad una logica finanziaria del tutto virtuosa e sicuramente non illecita. Quindi questa è l'istanza che avanzo. Qui non so se il pubblico ministero che avevo anticipato la produzione vuole controllare, sono conti correnti. Ma è corredata da indice la produzione? Beh, in realtà no. Sì, è indicizzata, ci sono delle pagine dove in questo caso c'è scritto 2021 e non riferimento con tutta evidenza a quello del 2021. Va bene, allora produce, non ha un foglio, diciamo, con la indicazione di tutto quello che produce nella sostanza, giusto? No, non ce l'ha, va bene. Non l'ho preparato. Allora produce 1, 2, 3, 4, 5? Sono 5. 5 cartelle di documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti dal proprio assistito, giusto? 2 sono di Tonino Leone persona fisica, 2 sono della Sofirege, 1 è della Silver Square. Quindi così suddivisi, 2 relativi a Leone persona fisica, 2 alla Silver Square? Sofirege. Alla Sofirege, 1 alla Silver Square. Giusto. E chiede di disporsi perizia contabile sui flussi di denaro. Su queste produzioni e richieste le altre parti?
Presidente, io sulla produzione naturalmente si tratta di documentazione bancaria, quindi nessuna opposizione. Sulla perizia naturalmente è una richiesta, a questo punto credo ex articolo 507, perché non ci sono altre soluzioni, insomma. Io credo che non sia assolutamente necessaria ai fini della decisione, anche se è prematuro, ma lo anticipo, ai fini della decisione, perché noi non dobbiamo analizzare, come dire, tutto il patrimonio di Tonino Leone, ma noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione su alcune operazioni specifiche che vanno al di là, come dire, del mero dato contabile. Il mero dato contabile già lo conoscevamo, quindi non ci sposta niente, evidentemente. È il substrato rispetto al dato contabile, che non deriva evidentemente da un'analisi dei conti correnti, perché l'analisi dei conti correnti l'avevamo già fatta, la documentazione di questi flussi è già a conoscenza del Tribunale. E quindi tutto ciò che rileva ai fini della contestazione non è il patrimonio, ma sono quelle specifiche operazioni e il perché di quelle specifiche operazioni. E il perché di quelle specifiche operazioni evidentemente non può, come dire, rilevarsi e ricavarsi da una perizia contabile di tutto il patrimonio. Quindi il Publico Ministero nella sostanza, pur rilevando che si tratta di richiesta ex articolo 507, ritiene irrilevante ai fini della decisione. Parte civile? Parte civile si associa alle considerazioni del Pubblico Ministero, rileva anche un altro elemento, cioè una perizia contabile in questo momento ci verrebbe a dire se la documentazione contabile è una documentazione contabile in ordine, ma questo probabilmente lo possiamo già ragionare e verificare noi guardandola. Credo che una perizia in questo momento più di questo non potrebbe dire, ma è fuori fuoco rispetto al problema che ci stiamo ponendo, quindi mi associo alle osservazioni del Pubblico Ministero. Va bene. Il Tribunale no. Il Tribunale acquisisce la documentazione prodotta e si riserva alla prossima udienza sulla richiesta di perizia. Vabbè, alla prossima udienza diciamo. Mi si permetta soltanto di una riflessione davvero veloce. L'argomento del Pubblico Ministero in realtà non è corretto, ovvero il riciclaggio sostenuto dall'accusa tramite un processo quasi di osmosi che dall'Italia vorrebbe risalire ai flussi di denaro che dalla Svizzera invece sono arrivati in Italia. Quindi è una ricerca, no, che segue dei parametri e delle soluzioni che non mi sembrano essere tenute dalla logica, ecco, no, dalla logica contabile. Quindi, per carità, questi documenti intanto daranno una grande mano al Tribunale nell'accertare la verità processuale, che poi è del tutto aderente a quella storica e fattuale. Certo, quindi dire che il Tribunale già ha conoscenza, già ha documentato queste carte, in realtà è una affermazione che non è assolutamente condivisibile. Le deposito, grazie. Va bene. Allora può appoggiarle qui perché le carte vengono acquisite. Dove? Lì perché le carte vengono acquisite e ci riserviamo successivamente. Il casellario lo può dare a verbale, magari il casellario e l'iscrizione, e invece le 5 cartelle le può collocare momentaneamente lì, così verranno indicizzate, e il Tribunale sulla richiesta di perizia si riserva alla prossima udienza. Sì, poi ce la facciamo dare. Intanto dobbiamo esaurire la lista cosentiva. Procediamo con Scarcella, giusto? Scarcella è il test. Scarcello. Allora, Scarcello dobbiamo dare atto che è stato in aula finora, forse è sfuggito il fatto che dovesse allontanarsi, ma ad ogni buon conto non attiene, diciamo, la posizione della difesa ai medesimi profili che riguardavano diciamo, la difesa del Leone Tonino. Quindi buongiorno. Legga ad alta voce quella formula che vede lì davanti. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e
e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, come si chiama? Ciro Scarciello, Nato? Napoli, 28 aprile 62. Dove? Napoli, Domiciliato? Napoli, corso Umberto I 293. Sì. Allora, ha letto già la formula di impegno, pertanto risponda pure alle domande della difesa. Grazie. Avvocato Coppola. Buongiorno, avvocato Coppola, nell'interesse di Cosentino. Innanzitutto, dottor Scarcello, lei ci può chiarire al Tribunale che tipo di professione svolge? Commercialista. Commercialista, ok. E ha svolto i suoi servizi per la società ITB? Sì, certo. In quale periodo? 2017-2018. Sì, scusi. E ci sa dire che tipo di società era? Fosse la ITB? Società a responsabilità limitata. Ok. Conosce gli amministratori di questa società? Certo. Se può spiegare al Tribunale chi erano, chi sono stati? In prima analisi Achille, adesso non ricordo il cognome, Achille, se mi può aiutare? Perché non Forse Achille Silva. Achille Silva, okay. E successivamente, non mi ricordo come. Mattia Morrone. Mattia Morrone, sì. Non so perché. Lei aveva a che fare con gli amministratori o anche con i signori Cosentino e D'Alessandro? Anche con i signori Cosentino e D'Alessandro. E lei era a conoscenza di quali erano le mansioni specifiche dei signori Cosentino e D'Alessandro all'interno della società? La società svolgeva attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento. I signori pare fossero i commerciali, nonché poi le persone con cui interloquivo oltre agli amministratori. Lei quindi oltre agli amministratori interloquiva anche con certo. Cosentino e D'Alessandro? Certo. E ovviamente da quello che lei ha percepito conosceva i ruoli all'interno della società dei due? Ma probabilmente erano soci di fatto, ritengo. Ok. E può spiegare un attimo al Tribunale che tipo di movimentazione aveva questa società? Di movimentazione economica e quali erano i clienti di questa società? Loro avevano dei clienti, diciamo, di abbigliamento, compravano merce, vendevano merce e poi avevano anche un negozio al dettaglio. E i conti com'erano? In sofferenza o erano a posto? Ma questo a dire la verità non lo ricordo, anche perché voglio dire non è che ho fatto un'analisi specifica di tutti i clienti, però non mi pare che avessero grosse sofferenze, almeno non ricordo. Però le direi una bugia, non lo ricordo questo. E avevano come clienti esclusivamente la Silver Square o anche altri clienti? No, anche altri clienti. Penso di sì, sicuramente altri clienti. C'è un elenco fornitori, un elenco clienti. Lei ha l'elenco fornitori? Potrei anche produrlo se volete. Sicuramente lo posso stampare un elenco clienti, un elenco fornitori. Ok. Scusami collega, sì. No, perché hai detto Silver Square adesso. Ho sbagliato, chiedo scusa, no. Starline, chiedo scusa. Non lo so, io non me li ricordo. Faccio confusione sempre tra le tre società, chiedo scusa, la Starline. Io non me li ricordo né i nomi dei clienti né i nomi di fornitori. Scusami collega, perdonami. Per carità. E volevo chiederle una cosa, lei è a conoscenza di alcuni contratti di prestito che sono stati fatti per la società ITB nel periodo del da aprile a ottobre del 2017? Assolutamente no. Cioè dagli amministratori non sono mai stati forniti presso il suo studio? Assolutamente no. E diciamo, lei a conoscenza ha mai sentito parlare di una vendita di un immobile da parte del signor Cosentino ad un tale Antonio Sorrentino? Sì, sono venuti, so di questa cosa perché sono venuti presso il mio studio, sì. Perché il signor Sorrentino voleva acquistare l'immobile del signor Sorrentino, voleva acquistare l'immobile del signor Cosentino e avrebbero dato a me l'incarico di occuparmi di questa cosa, ma c'era un pignoramento del Monte Paschi, quindi l'immobile era inalienabile, sostanzialmente. Quindi sostanzialmente poi non è stato alienato? Assolutamente, c'era un impignoramento del Monte Paschi. Ho capito. Misura fatta alla conservatoria, logicamente. Ok. Quindi non c'erano i presupposti per alienarlo. Va bene così? Perfetto. Non scende sempre. E lei ha conoscenza di un'altra cessione di un immobile da parte del signor Giancarlo Vestiti a Luca D'Alessandro? Non conosco proprio questo. Non li conosce questi signori? Quindi conosce... Luca D'Alessandro sì, ma questo signore che mi ha detto no. Giancarlo Vestiti lei non lo conosce? Non ho mai avuto il piacere. Ok. Le hanno spiegato i motivi per il quale questo immobile doveva essere alienato?
Ma non me ne occupo io di motivi. Certo, no, se ha sentito parlare assolutamente magari... no. Io non ho altre domande, Presidente. Sì, gli altri difensori? Avvocato Carlo Pecoraro. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Ma nell'occasione in cui il signor Sorrentino voleva acquistare l'immobile era presente anche il signor Cosentino? Certamente. Ma il signor Sorrentino era a conoscenza del fatto che ci fossero quegli ostacoli, quei pesi sull'immobile per poterlo acquistare, che ne impedissero l'acquisto? Questo io non lo so, io ho fatto la mia attività, ho fatto la visura in conservatoria, l'ho fatto presente nella logica della diligenza di professionisti. Poi non lo so se il signor Sorrentino lo sapesse o meno. Qual è stata la reazione del signor Sorrentino? È stato sorpreso? Ha detto ma com'è possibile? Oppure ha detto ah sì, peccato? Ma non lo ricordo, avvocato. Le dico una bugia, non mi ricordo qual è stato. Io ho detto l'operazione non si può fare perché c'è un pignoramento, punto. Ricorda se il signor Sorrentino si inquietò, si infastidì? Ma non mi pare, il studio da me è difficile. No, ma non nel senso, non con lei chiaramente, nel senso se si infastidì per questa situazione che c'era un pignoramento che ti impediva l'acquisto. Mi fa una domanda che non mi ricordo, non lo so. Ricorda se il signor Cosentino si giustificò in qualche modo con il Sorrentino o propose soluzioni alternative per la vendita? Assolutamente no. Non lo ricorda o non accadde? No, non lo ricordo, ma io mi sono limitato solo a dire che c'era questo pignoramento. Va bene, non ho altre domande. Le reazioni non le faccio presente. Bene, pubblico ministero ha domande? Nessuna domanda. Parte civile ha domande? Voi avete domande? No? Va bene, grazie, Presidente, può andare, grazie a lei. buongiorno. Buongiorno. Allora, a questo punto il Tribunale dà atto che le prove dichiarative verso le quali le difese hanno e anche il pubblico ministero e la parte civile hanno prestato interesse sono state tutte assunte, pertanto dà atto che non vi sono altri testimoni da sentire al di là dei dichiaranti ex 195 che saranno sentiti alla prossima udienza. Quindi ogni diversa istanza, qualora non riproposta, si intenderà a questo punto abbandonata con riguardo alle prove dichiarative testimoniali, fatte salve i 195 che abbiamo detto dovranno essere sentiti nella giornata del lunedì. A questo punto possiamo procedere. Presidente, prego. Scusi, a questo punto io mi ricollego alla richiesta di perizia sulla contabilità. Sì. Della Sofirecio, comunque dei conti del dottor Leone, per ricordare che in realtà il Tribunale in sede di richieste istruttorie si riservò anche sulla possibilità di svolgere perizia sulla situazione contabile della Starline, se non ricordo male. Comunque c'era una riserva che il Tribunale aveva assunto all'esito dell'istruttoria da sciogliere chiaramente alla conclusione, quindi insomma mi riporto a quelle richieste per ricordare anche al Tribunale che eventualmente sciogliendo la riserva alla prossima udienza sulla perizia richiesta dal collega Lippi ci sarebbe anche da sciogliere la riserva sulle richieste istruttorie della difesa Sorrentino e Vestiti. La richiesta istruttoria attinente alla medesima documentazione contabile No, presentata? Era una perizia sulla Starline che in un certo qual modo è come dire, parallela perché è l'altro polo rispetto ai conti del Leone sulla perizia. Va bene, adesso il Tribunale valuterà perché non ricordo se abbiamo lasciato la riserva o ci siamo già pronunciati, ma abbiamo le ordinanze a disposizione, ora le valuteremo. Ad ogni buon conto si parlava di prove dichiarative, quindi mi pare che le prove dichiarative testimoniali, al di là dei 3 dichiaranti ex 195 che sentiremo lunedì, sono terminate. Avvocato Lippi, dica pure. Prima di lasciare l'esame degli imputati il banco ai colleghi, anticipavo che lunedì la difesa di Tonino Leone avrà una nuova produzione documentale decisamente più minuta rispetto a quella odierna e che avrà luogo durante il controesame degli imputati. Va bene. Ma produzione documentale di che genere? Sempre attinente ai conti correnti? No, contratti. Ah, va bene, quindi che non attengono diciamo all'oggetto della perizia nella sostanza, giusto? Al di fuori. Va bene, va bene.
E allora, a questo punto possiamo procedere con l'attività calendarizzata per oggi, che attiene sostanzialmente all'esame, quantomeno l'avevano preannunciato in questi termini, del Presutti e del Caroccia Daniele. Era stato in verità previsto anche l'esame del Senese Vincenzo classe 90 e dichiarazioni spontanee dell'Angelo, ma su richieste difensive sono state differite al 14 giugno. Quindi oggi rimane ancora da svolgere l'esame del Presutti e l'esame del Caroccia Daniele. Bene. Cominciamo col Presutti. Va bene. Allora, Presutti si può accomodare al microfono. Giudice, mi allontano del collega Vincenzo Avvocato Coppola per Cosentino, del collega Vincenzo Esposito per il proseguo del Non ho capito, ora glielo diciamo. Non ho capito, Avvocato Coppola. Scusa, mi devo allontanare Avvocato Coppola nell'interesse di Cosentino, mi allontano e del collega Vincenzo Esposito per il proseguo dell'udienza. Allora, Avvocato Pecoraro, chiedo scusa, abbiamo verificato l'ordinanza che abbiamo adottato a riguardo della sua richiesta e gliela rileggo testualmente. Non ci siamo riservati, ma abbiamo adottato la seguente ordinanza. Respinge la richiesta di perizia sull'attività commerciale e risultanze contabili sulla società Starline Moda, in quanto i quesiti sono stati genericamente formulati e allo Stato il Collegio non ha a disposizione la documentazione che dovrebbe essere oggetto di perizia. Questo era l'oggetto verbale del 21 gennaio, quindi non abbiamo alcuna riserva in piedi al riguardo, manteniamo la riserva solo sulla richiesta dell'Avvocato Lippi sulla perizia contabile alla luce della documentazione prodotta, quindi anche su quella, aspetti Avvocato Coppola, abbiamo già provveduto, ha capito? Purtroppo non c'è la connessione internet e io non riesco a vedere il verbale, ricordo che c'era una richiesta dell'avvocato. Avvocato, le abbiamo dato lettura di quello che abbiamo fatto, il Tribunale non ritiene di dover sciogliere riserve perché si è già pronunciato. Avvocato Coppola, cosa c'è? Volevo dire solo che Cosentino rinuncia al prosieguo dell'udienza perché abbiamo il treno. Sì, quindi Cosentino rinuncia al prosieguo dell'udienza e dunque si è autorizzata ad allontanarsi. Dov'è Cosentino? Ovviamente lei, come al solito, documenterà a rientro l'orario di rientro telefonicamente contattando, alle prossime udienze vuole partecipare, giusto? Allora è autorizzato nei medesimi termini a comparire con mezzo proprio. Buongiorno. Allora, procediamo con l'esame del Presutti. Buongiorno Presidente. Allora, signor Presutti, buongiorno. Lei conosce le contestazioni a suo carico, quale imputato non è obbligato a sottoporsi ad esame, può avvalersi della facoltà di non rispondere. Se si avvale, il procedimento segue comunque il suo corso. Se non si avvale, quello che dice può essere anche utilizzato contro di lei e si accusa altre persone, entro determinati limiti previsti dalla legge, all'obbligo di testimoniare a loro carico. Okay, vuole sottoporsi ad esame? Certo. Sì. Allora, prego, Pubblico Ministero. Sì, signor Presutti, lei conosce Leone Antonio? Leone Antonio, sì. Detto Tony, diciamo. Sì, lo conosco. E perché lo conosce? È un mio cliente. Era un mio cliente. Cioè acquistava autovetture da lei? Sì, perché è una società di noleggio con conducente. E come mai ha presentato Leone Antonio a Senese Vincenzo? Io non ho presentato nessuna persona a Senese Vincenzo. Cioè non ha mai presentato nessuno a Senese Vincenzo? Non l'ho presentato. O non ha presentato Leone Antonio? Non l'ho presentato Leone Antonio a Senese Vincenzo. Non l'ha presentato lei? No. Ma ci sono state delle occasioni in cui Senese Vincenzo e Leone Antonio erano insieme? Si saranno incontrati nel mio autosalone perché comunque avevo una compravendita di macchine, non avevo una compravendita di macchine, un concessionario con 2 macchine, stavo sulla Tiburtina, avevo 2 punti vendita e comunque c'è stata occasione sicuramente, parecchi clienti si incontravano. Risulta che Leone Antonio e Senese Vincenzo sono stati presenti nello stesso momento presso di lei? Penso... Potrebbe darsi, insomma, penso di sì. Senta, chi era il titolare formale dell'Audi A4 con targa tedesca M55OU? Il titolare formale? Il titolare formale è la società che l'ha importata dalla Germania con la fattura tedesca, quindi la Revolution Car. La Revolution Car? Sì. Quindi non Senese Vincenzo?
No, Senese Vincenzo è un broker di automobili. No, quindi non Senese Vincenzo. Non era Senese Vincenzo il titolare formale. Titolare formale è chi ha la proprietà della macchina, cioè la fattura, praticamente chi importa la macchina dalla Germania è il proprietario. Oh. A lei chi gliel'ha portata invece? Senese Vincenzo. Ma lei si è chiesto come mai c'è questa differenza tra il titolare formale e chi mi porta la macchina? Parecchie volte succede che i broker di macchine portano delle macchine in conto vendita nelle concessionarie. Quindi, insomma... in questo caso specifico, lei ha fatto qualche attività di verifica? Come mai risulta il titolare dai documenti la Revolution Car e invece a me sta macchina me la porta Senese Vincenzo? Non è un problema tecnico, signor Pubblico Ministero, perché comunque... No, io non ho parlato, dico, se l'è chiesto, ha fatto qualche accertamento, qualche approfondimento, dice Senese le porta una macchina che non è intestata a Senese. Ok. Lei la prende questa macchina? Non è una macchina rubata, quindi comunque è una macchina che ha una fattura, e i documenti tedeschi comunque sono regolari, mi portano una macchina in conto vendita, la metto sul registro delle macchine e la devo vendere. Come mai... Però così no. Lei così non lo fa rispondere mai, sono 4 volte che lo interrompe. Lo faccia rispondere, poi fa un'altra domanda, così finisce la risposta e rimane anche verbalizzata, se no è complicato, no? Se non gli piace una risposta è un'altra storia. Non è che non mi piace. No, lasciamo perdere le polemiche. Se non gli piace una risposta è un'altra questione. Perché se affrontiamo così aspettiamo subito rispetto alle domande. No, lei deve far finire le risposte. Quando finisce la risposta fa un'altra domanda. Avvocato, riconduciamo alle dichiarazioni del signor Presutti l'esame, quindi le chiedeva il Pubblico Ministero, è vero, Vincenzo è un broker di macchine, così quantomeno lei lo conosceva e si è presentato come tale, gliela portò lui. Sì, Presidente. Lei si è posto problemi sul fatto sinceramente, signor Presidente, le spiego questo, io ho un'attività commerciale che vendo tante macchine, per me vendere una macchina è un'attività normale che faccio tutti i giorni, cioè come... il barista che fa un caffè. È frequente che soggetti che non sono proprietari di macchine le portino delle macchine da vendere, ma non intestate. Allora, sulle macchine di importazione purtroppo non è che non devono essere intestate alla persona, ci sono dei concessionari che le portano in conto vendita, che le comprano in Germania e poi le lasciano in conto vendita nel mio concessionario, come da altri concessionari. Non è un'operazione commerciale scorretta questa. Questa è la domanda che io le facevo. Okay. Ma lei perché ha ritenuto di accogliere presso la sua concessionaria una macchina portata da una persona che con quella macchina non c'entrava niente? Questo voglio capire io, lei a questo mi deve rispondere. Perché signor Pubblico Ministero non trovavo nessun problema, nel senso che comunque avevo tutti i documenti in regola della macchina. Quindi lei non si è posto il problema del perché questa persona, pur con i documenti, aveva nella disponibilità questa macchina? No, perché comunque è un broker di macchine, cioè non è che stiamo parlando di cose che non sono regolari, cioè è una macchina, parliamo di una macchina. Però, le faccio un'ipotesi, è possibile pure che un soggetto, che io vengo da lei con una macchina, con i documenti, e quella macchina l'ho rubata poco tempo fa e gliel'ho portata, lei... Ma queste cose qua, io sono 20 anni che faccio questo lavoro e comunque riesco sempre a capire e vedere comunque i documenti delle macchine, c'è una fattura, una macchina regolare, insomma... Anche se la porta una persona che non c'entra niente con quella macchina. Mi pare però che abbia risposto. Non si è posto il problema. Allora, ma lei, questa macchina, come l'ha fatta risultare presso di lei, C'è qualche documentazione? Io, come tutte le macchine che prendiamo in carico, facciamo una cartellina dove mettiamo i documenti della macchina che ci lasciano, quindi mettiamo la fattura d'acquisto, mettiamo il libretto tedesco, mettiamo tutto quanto e facciamo il deposito della macchina nella nostra concessionaria, in modo che se viene un'autorità giudiziaria comunque abbiamo questa macchina in carico. Ecco, ma come dire, è previsto dalla normativa un registro specifico? Un registro specifico lo facevamo sempre, poi adesso insomma... No, dico, esiste un registro di carico-scarico per esempio? Certo, c'è sempre il registro di carico e di scarico di queste macchine, di tutte le macchine che noi abbiamo presente sul piazzale, al momento abbiamo un registro di carico e di scarico. No, dico, ma questo, quello che avete voi internamente, ma è proprio previsto un registro di carico e scarico? Questo non ho capito bene io. È previsto dalla legge un registro di carico e scarico, cioè le macchine che entrano presso la concessionaria, presso la sua concessionaria, devono risultare ufficialmente
da un registro di carico e scarico e poi al controllo dell'autorità, non necessariamente dell'autorità giudiziaria, dell'autorità amministrativa. Sì, no? diciamo che le Parliamo macchine, della fisiologia naturalmente. le macchine vengono messe, quelle che stanno sul piazzale sono tutte registrate, infatti a volte vengono la polizia municipale e la polizia di via Magnasco, vengono là e controllano quante macchine sono sul piazzale, 50 macchine sono registrate su un apposito registro e ci sono tutte quante. Ma è un registro vidimato, un quadernone normale? Noi c'avevamo anche un registro vidimato con tutte le macchine, diciamo, e poi che facciamo il carico e lo scarico. Queste cose poi le faceva comunque la segretaria. Sì, ma lei è il titolare, però questa è una cosa importante. Certo. Ma questa macchina è stata registrata sul registro di carico e scarico? Come tutte le macchine registravamo, poi se c'è una fattura di entrata, una fattura di acquisto e poi dopo c'è comunque una fattura di vendita. E questo è l'aspetto fiscale, no? Dico l'aspetto amministrativo carico-scarico. Si ricorda se questa macchina è stata annotata? La segretaria ogni macchina che entrava la registrava, quindi insomma. La registrava nel senso in questa cartellina o proprio nel registro vidimato? La mettevamo sul registro di carico e di scarico delle macchine. Tutte le macchine? E tutte che avevamo sul piazzale è un obbligo di legge. E quindi anche questa. Quindi anche questa l'avete messa, diciamo. Sì. Certo, ma se lo ricorda con certezza oppure siccome la mettevate sempre pure questa avete messo? Signor Pubblico Ministero, tutte le mettevamo le macchine, perché comunque tutti i giorni veniva qualcuno e magari ci poteva chiedere se c'era le macchine che avevamo sul piazzale, di chi erano e di chi non erano. Noi comunque avevamo tutta la documentazione corretta delle macchine. Poi non è che io avevo una macchina sola sul piazzale, cioè io avevo tante macchine, quindi per me questa macchina, perché è un episodio solo di una macchina sola stiamo parlando, è una macchina in mezzo a 100 macchine, quindi non è che io avevo bisogno di vendere questa macchina per chissà quale problema io dovevo avere per questa macchina qua. Per me mi portano una macchina in conto vendita, era ok, mettiamo la macchina in conto vendita, se troviamo l'acquirente la vendiamo, non c'è nessuna cosa dietro, questo voglio far capire. Il titolare della Revolution Car lo conosceva? Il titolare della Revolution Car, diciamo, l'ho conosciuto negli anni, nel senso comunque era... Dino Celano lo conosco come commerciante d'automobili e parecchie volte, diciamo, ci sono stati negli anni, prima era il titolare della Passion Car e quindi comunque ci sono stati a volte degli scambi di macchine. Ma lei però nel verbale interrogatorio precedente ha detto che invece non aveva rapporti con... non avevo rapporti, nel senso giornalieri. Dovrebbe, se fa una contestazione la Sì, no, vediamo che cosa dice poi. Non avevo rapporti giornalieri, ma sapevo comunque chi era Dino Celano e comunque che era un commerciante di macchine, perché nel passato comunque avevamo avuto rapporti, diciamo, scambi di macchine tra di noi commercianti. Se a me mi manca una Smart bianca e ce l'ha Dino Celano, magari ci facciamo una telefonata che ce l'ha bianca per un cliente, può capitare negli anni, insomma, sono 20 anni anzi 25 anni che faccio questa attività. Senta, in questo caso di questa macchina, di questa Audi A4, lei ha, insomma, visto che risultava la Revolution Car di Celano Dino titolare di questa macchina, invece l'aveva portata a Senese, si è preoccupato di chiamarlo Celano e di dire: vedi che qua c'è una macchina tua intestata alla tua società, che devo fare? Tua, non è tua, me l'ha portata a Senese Vincenzo. Ha avuto modo di contattarlo? Guardi, non l'ho contattato Celano Dino, però c'era la fattura dove comunque era della Revolution Car e comunque la macchina poi è stata venduta e pagata alla Revolution Car, dove comunque non si è verificato nessun problema. Quindi non lo ha chiamato? Non lo ha chiamato, no. Ecco. E poi però c'è quell'altra macchina, no? Quella dopo, diciamo, quella successiva, che è la Mercedes. Di chi era questa Mercedes? Che a me non mi interessa, perché io di quella macchina non ne so niente, Pubblico Ministero. Io ho fatto un'operazione sola, una macchina sola, me ne hanno portata una in conto vendita, l'ho venduta ad un avvocato, l'ho ripagata col bonifico al proprietario della macchina e basta. Io poi del resto non so niente dei rapporti tra Celano e Senese, cioè non so niente di questa cosa. A me hanno portato una macchina. Sì. No, quindi lei ha fatto il bonifico poi alla Revolution Car. Sì, ho fatto il Chi gliel'ha detto di fare questo bonifico alla Revolution Car? C'era la fattura dove comunque si vincevano i dati e sicuramente poi oggi non ricordo dopo 4 anni l'episodio esattamente, se la mia segretaria avrà contattato la Revolution Car e gli avrà chiesto le coordinate bancarie e abbiamo pagato la macchina a chi era l'effettivo proprietario. Questo l'ho capito, dico, ma lei l'effettivo proprietario era la Revolution Car, ma poi invece il proprietario reale di chi era di questa macchina? Lei ha avuto rapporti con Senese Vincenzo? Senese Vincenzo era un broker di automobili, da quello che so io, che come veniva nella mia concessionaria
a portarmi l'unica macchina che gli ho venduto in conto vendita, l'unica macchina in vita mia, andava anche in altre concessionarie a portare le macchine, quindi io il mio è un episodio solo di una macchina sola. Senta, ma il broker, diciamo, chi svolge questa attività di brokeraggio di autoveicoli prende delle provvigioni ufficiali, fa fattura, come funziona? La provvigione la prende dal proprietario della macchina, praticamente, che lui gli ha venduto, quindi la presa dalla Revolution Car, non da me. Io ho solo stabilito il prezzo quando me l'ha portata. Dico, questa macchina può valere... No, dico, ma chi fa il broker di autovetture deve essere iscritto, diciamo, a un registro? Ma lui aveva targa prova, camera di commercio, c'aveva tutto, insomma, quindi comunque... Cioè deve risultare iscritto da qualche parte comunque lui per fare il broker, insomma. Comunque lui era un commerciante di macchine. È un esercizio commerciale, quindi con l'iscrizione, ci deve essere l'iscrizione, insomma. Certo, lui c'aveva l'iscrizione, c'aveva la targa prova sua personale, più di quello... Il pubblico Chi c'aveva la targa sua? Vincenzo Senese ha una targa prova sua personale intestata a lui e quindi è un broker di automobili. E quindi questa targa prova qual è? Questa è la 555 OU? No, quella è la targa tedesca. Oh, e allora qual è la targa prova? Quindi questa macchina Audi A4 non ha mai messo questa targa prova? Quella targa che vede lei sull'Audi A4 è una targa temporanea. È la targa tedesca, quindi questa macchina tedesca, la targa prova di Senese non l'ha mai messa? Certo, perché per portarla sicuramente nella mia concessionaria... Questo lo pensa lei, diciamo? No, sicuramente viene attaccata la targa prova... E lei l'ha vista questa targa prova? La targa prova dietro al cofano posteriore, come al solito. Diciamo, si fa così con tutti... Fa così, ma in questo caso lei non l'ha visto, però. Chi è che ha detto che non ha visto? No, dico, glielo sto chiedendo, io lo sto chiedendo a lei l'ha visto? Tutti i commercianti automobili girano sempre in targa prova perché comunque si assumono la responsabilità quando hanno la targa prova, perché se non è intestata a loro, girano con la targa prova intestata a loro. Quindi comunque se lo ferma la polizia, gli deve dare l'assicurazione della targa prova, il libretto della targa prova e, e la sua patente. Quindi comunque c'era la targa prova attaccata dietro 100%. A me l'ha portata con la targa prova sua attaccata dietro, poi la targa tedesca, quella lì che era attaccata, se era scaduta, non era scaduta, ma lui comunque girava con targa prova. Questo è. Va bene Presidente, per me va bene così. Va bene, e parte civile? No, non ho domande, grazie. Prego, la difesa. Sì, buongiorno, Gianluca Tognozzi, difensore di Presutti. Quanti anni ha svolto l'attività di venditore di automobili? Dal 1996. 96. Sempre a Via Tiburtina? A Via Tiburtina dall'anno 2001. Allora, se ovviamente sinteticamente prima ero dipendente delle concessionarie. Racconta come nasce la sua attività di venditore di automobile, le società che ha avuto come denominazione di ragione sociale, fino a quando è durata, e se ha mai avuto in questa attività degli altri soci o l'ha mai fatta da solo, e se questa cosa nasce con un rapporto familiare, che ne so, l'ha ereditata da papà, da mamma, eccetera, eccetera. La società nasce nel 2001, si chiamava Nicecar 2001, dove eravamo soci io e mia madre al 50%. Abbiamo lavorato, avevamo prima un punto vendita a Via Tiburtina 978, praticamente di fronte alla metro di Rebibbia, e dopo nel 2008 praticamente abbiamo preso un altro punto vendita a Via Tiburtina 916, dove comunque c'era più spazio per mettere le macchine. E avevamo anche un capannone dietro, diciamo, a Via Tiburtina 916, e il Nicecar praticamente poi si è evoluta nel tempo e è diventata Roma Nice, diciamo, nel 2014 fino al 2017. E l'attività era mia di famiglia, eravamo io, mia madre e papà, praticamente, che è andato in pensione dopo 40 anni di onesto lavoro alla Renault Italia. Abbiamo lavorato sempre onestamente lì in Via Tiburtina, vendevamo le macchine, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema per tutti questi anni, anzi, diciamo, siamo riusciti tutta la famiglia, lavorando 7 giorni su 7, ad avere, diciamo, una bella azienda, e lavoravamo dalla mattina alla sera, anche la domenica mattina. Quindi non so se l'ha già detto, non ha mai avuto soci? Cioè, lei no, l'unico mio socio era mia madre, che poi dopo comunque mia madre e mio padre si sono un po' staccati, e quindi poi praticamente Roma Nice è diventata mia al 100% nel 2015. Per quanto riguarda i conti bancari della società,
A chi erano intestati? Alla Roma Nice, tutto Roma Nice, e io ero amministratore unico e facevo tutto io. La domanda è, sui conti correnti intestati dalla società Roma Nice c'era qualcun altro che aveva delega per operare? No. A parte lei? No, nessuno. Quindi tutti gli incassi, tutte le uscite, tutte le spese, tutta la fatturazione che ha riguardato la Roma Nice venivano materialmente eseguiti ed effettuati da Alessandro Presutti? Sì, certo, solo io. Ok. E quanti dipendenti aveva? Avevo più o meno intorno, diciamo è variato nel tempo perché poi un po' la crisi, comunque diciamo sempre dai 15 ai 20 dipendenti più o meno come struttura, tra lavatori, chi ci aiutava a tempo part time e tutto. I fissi erano sempre 8-9 persone. Tutti in regola? Cioè, sì, sempre, paga. Certo. Sente, quindi quando fu arrestato per l'operazione Luna Nera era il giugno del? Giugno 2017. Lì furono effettuati i sequestri? Sì, mi hanno sequestrato tutto, non c'ho più niente. Esatto, quindi da lì ha smesso di lavorare, la società è fallita e quindi è finita così. Ok. Senta, Giugno 2017? Sì, 16 giugno 2017, signor Presidente, 4 anni fa. Prima ha parlato di questa targa prova nei rapporti con Vincenzo Senese. C'è una telefonata, io adesso la leggo un passaggio, se insomma è lei che parla. La telefonata del 20 aprile del 17, quindi prima del suo primo arresto. Il RIT è il 1531/17, il progressivo è 3095. A un certo punto, poi Senese Vincenzo, poi lunedì quando la piglio, quando scendo io il mercoledì, facciamo come hai detto tu, io te la lascio intanto, ok, è normale. E da quel golfetto per camminare giusto, sì, tu una targa prova ce l'hai? Lei le chiede. Sì, certo che ce l'ho, va bene, allora non c'è problema. Sì. Si ricorda o ha letto questa telefonata? No, l'ho letta la telefonata perché comunque io ero consapevole che comunque Vincenzo Senese era un broker di automobili e comunque aveva la targa prova sua personale e comunque commerciava in automobili, questo era quello che io sapevo, insomma. Quindi ha avuto mai altre macchine in conto vendita a parte la famosa Audi A4 dalla parte di Vincenzo Senese? No, gli ho venduto qualche macchina alla sua famiglia, diciamo un paio di macchine, ma diciamo è stata unica operazione fatta con Vincenzo Senese di una macchina in conto vendita in vita mia. Senta, poi io non ho finito, se può riferire al Tribunale come avviene il pagamento, cioè una volta che lei ha trovato il compratore della macchina. Sì, l'avvocato Sannipoli. Siccome ci stanno le intercettazioni, ma c'è anche la documentazione che abbiamo depositato da noi come indagine difensiva, che sono stati fatti dei lavoretti alla macchina, diciamo mascherine, gomme. Sì, perché la macchina... Ecco, se lei può dire da che l'ha ricevuta la macchina in conto vendita a che l'ha venduta è stato effettuato il pagamento da parte dell'acquirente, cosa è successo, qual è stata la provvigione. Ora vi spiego tutto bene al Presidente, perché è molto importante. È tutto il Tribunale, scusi, perché è molto importante questo secondo me, perché questa macchina che io prendo in conto vendita la prendo, la metto sul piazzale e troviamo l'acquirente. Trovando l'acquirente non è che noi l'abbiamo dovuta riparare, quindi perché il cliente voleva avere il cambio della mascherina, il cambio delle gomme, perché comunque la macchina arrivava dalla Germania e aveva avuto comunque problemi di sale e comunque le macchine tedesche hanno sempre bisogno di qualche diciamo accorgimento prima di consegnarle. Abbiamo aspettato di fare i lavori alla macchina, l'abbiamo messa in targa, poi abbiamo praticamente aspettato che il cliente, dopo vari acconti che ha dato, dopo il primo acconto di 200 euro in contanti, poi ha pagato tutto tracciabile con assegni, bonifici e tutto il resto. Quando abbiamo incassato la macchina completamente e l'abbiamo incassata e quindi comunque avevamo i soldi sul nostro conto corrente, abbiamo pagato la macchina alla Revolution Car. Questi qua sono i passaggi. Quando dopo circa penso un mese e mezzo
dopo che abbiamo trovato praticamente l'acquirente della macchina, perché tra i lavori e comunque tutti i vari acconti di pagamento, e poi abbiamo messo la macchina in targa e l'abbiamo immatricolata, diciamo, a nome del cliente una volta che ce l'aveva saldata. Senta, quindi... Scusi. Noi abbiamo preso 38.600 euro dall'avvocato Sannipoli, l'abbiamo ripagata 35.000 euro alla Revolution Car. I 3.600 euro praticamente che sono rimasti diciamo a noi sono 3.600 euro sporchi praticamente, perché 1.200 euro circa è l'immatricolazione della macchina e intorno agli altri 1.200-1.400 euro sono il cambio gomme e il cambio della mascherina anteriore, e a noi è rimasto praticamente intorno ai 1.000 euro di guadagno, che è praticamente la nostra provvigione su una macchina, diciamo, di 30.000 euro, che poi comunque era una macchina usata. Quindi scusi, cambio gomme, cambio mascherina, 1.000 euro e poi di abbiamo provvigione e l'immatricolazione della macchina, diciamo, come si dice, si chiama nazionalizzazione, che costa un po' di più di un passaggio di proprietà, perché praticamente va fatta la traduzione dei documenti dal tedesco all'italiano e poi, diciamo, va portata in motorizzazione e va immatricolata. Senta, il pagamento dell'acquirente, si ricorda se è avvenuto tutto tracciato, cioè bonifica a segno, oppure ha pagato anche in contanti? Il pagamento, no, scusi, l'acquirente dell'Audi A4 ha pagato solo 200 euro in contanti, il resto tutto a segno e bonifici, okay. Tutto tracciato. Il pagamento alla Revolution Car da parte sua com'è? In contanti o tracciato? Bonifico 35.000 euro diretto a Revolution Car, unica soluzione. Lei salda la Revolution Car dopo aver ottenuto il pagamento integrale da parte dell'acquirente? Sì, una volta che me l'ha saldata tutto quanto, quando ho la mia provvista, saldo i 35.000 euro alla Revolution Car. Quanto passa in genere da quando lei ottiene il saldo della macchina a che fa il bonifico alla Revolution Car? Da quando faccio, diciamo, penso 7-10 giorni, da quando mi saldano a me la macchina. No, da quando l'acquirente salda dall'ultimo bonifico prezzo, no? L'ultimo sì. Bonifico, e che lei poi gira integralmente i soldi alla Revolution Car, quando passa? Le dico io, guardando le carte, dovrebbero essere un paio di giorni. Sì, vabbè, certo, insomma, okay. Il tempo tecnico di averli sul conto, esatto. E poi dopo, insomma, facciamo il bonifico. Il tempo della valuta e poi fate il bonifico. Sì. L'ultima domanda, poi ho finito, se le faccio vedere questa documentazione che abbiamo già depositato al Tribunale, quindi fa parte del dibattito, se questo è la parte formale della Romana Nice quando una macchina veniva data in conto vendita per poi cercare l'acquirente, e se questa è la scheda che facevate per tutte le auto. Cioè la scheda relativa all'accettazione della macchina in conto vendita? Sì, esatto. Questo qui praticamente è la scheda che compiliamo. E una volta che abbiamo fatto questa scheda, praticamente quando troviamo il cliente lo finiamo di compilare con i dati, diciamo, con i prezzi di vendita, i dati di acquisto e gli ulteriori lavori da fare, insomma. Quindi la firma in calce, no? Vedete, c'è scritto 14/3/2017, c'è una firma, quella del cliente. Sì, certo, è dell'avvocato Sannipoli. Questa scheda finisce nella vostra cartellina, lei prima faceva riferimento a una cartellina, questa certo. È la scheda cartellina? Sì. Ok. Queste, quando fu arrestato a giugno del 17, furono tutte sequestrate? Certo, questi sono tutti i documenti che stavano agli atti quando praticamente la Roma Nice è stata sequestrata. Ok, io ho finito, Presidente, grazie. Sì. Gli altri difensori hanno domande? Prego. Lavinia Lucaroni. Buongiorno. Buongiorno signor Fretutti. Senta, mi rendo conto che sono passati 4 anni, però appunto proprio perché ha parlato lei della targa prova intestata al signor Vincenzo Senese, sì. Il numero della targa prova potrebbe essere X146739, comunque un numero diverso da quella tedesca che invece era M8448U.
Sicuramente sì, perché questo è il numero di una targa prova italiana. Comunque la targa prova, non ricordo bene, direi una bugia la cifra, però comunque quella è la targa prova italiana, basta fare una misura, è intestata a Vincenzo Senese. Senta, solo perché ha detto appunto che lei fa questo lavoro da tantissimi anni, ma ad esempio io che sono un privato cittadino, che non sono un broker di macchine, posso avere intestata una targa prova? No. Io, Presidente, non ho altre domande. Va bene. Ci sono ancora altre domande? Voi avete domande? Andrea, hai domande? Va bene, signor Presutti, si può accomodare. Grazie, signor Presidente. Allora, diciamo l'ultima attività prevista per oggi è l'esame del Caroccia Daniele. Il Tribunale necessita di una breve sospensione per la redazione di un provvedimento, quindi 10 minuti, un quarto d'ora e poi ultimiamo con Caroccia Daniele. Un quarto d'ora, va bene? Sì, ma c'è stata, non ricordo se te l'avevo detto, una richiesta di posticiparla lunedì perché era impegnato. Forse mi è sfuggito. Ho messo 2 secondi. Sì. No, perché penso cominciamo all'1, entro le 2 finiamo. Penso. Scusi, dovremmo vedere come... Entro le 2 finiamo, Andrea. Dovremmo vedere come è redatto il verbale su